Buona giornata, avete letto bene La Tarantola a cura di Mirko Villanova, perché? Perché abbiamo voluto cambiare. Intanto buona giornata e ben trovati sul canale di venetoglobe.com, la nostra web tv che vi accompagna giornalmente con gli appuntamenti dedicati, in questo caso come facevamo fino a ieri e come faremo anche nelle prossime settimane, il lunedì, dando spazio soprattutto ed esclusivamente alla rassegna stampa quotidiana. Poi negli altre giornate, negli altri giorni, vorremmo amplificare, vorremmo ampliare alcuni articoli che magari vengono posti in evidenza e anche, perché no, cercare di criticare o di costruire, insomma, anche con l'aiuto vostro. Sì, perché prendetevi nota, potete rispondermi, potete risponderci attraverso una mail che corrisponde a info@venetoglobe.com, quindi questo per quanto riguarda il nostro la nostra possibilità di raggiungerci. Allora, prima di andare con l'argomento della Tarantola di oggi, andiamo subito a vedere i principali titoli dei quotidiani che esaminiamo, Gazzettino e Tribuna. Cominciamo dal Gazzettino che vedete in questa inquadratura. Si parla di intesa sul Conte bis, la lite sui ministri. Di Maio in difficoltà, ora rischia il declassamento. Svolta sulla morte dello chef a New York, è stata arrestata una donna per omicidio. Poi si parla del reddito di cittadinanza a nord-est, chi ha ottenuto di più e chi nulla. Il salvataggio sulle Dolomiti è rimasto sospeso nel vuoto a 2500 metri di quota con il suo parapendio appeso ad una parete di roccia, fino a quando non è stato recuperato dal soccorso alpino. L'incidente è accaduto ieri pomeriggio nei pressi di Croda Marcora a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Lo zio Prete fa il tifo per l'aspirante Miss. Beh, e non soltanto lo zio Prete, insomma, perché mi pare che Maria Grazia Donadoni abbia tutte le cose in regole per fare bene alla manifestazione appunto della Miss e mi pare sia a Miss Italia, una cosa di questo tipo, no? Quindi like, insomma, anche un sacerdote è molto social in questo periodo. A Treviso arriva la censura sullo spettacolo di burlesque, da un lato questa apertura e da un lato invece questa chiusura per quanto riguarda Treviso. La Tribuna di Treviso con i suoi titoli in prima pagina, con il PD che allenta i veti verso il Conte bis, Democratici e 5 Stelle sono vicini all'accordo, oggi e domani le consultazioni dal Presidente Mattarella. Il commento è di Gurisatti questa mattina in prima pagina della Tribuna di Treviso, vedete il governatore prenda di petto l'autonomia, è quello che gli chiedono un po' tutti. Parti affidati alle sole ostetriche, i problemi della sanità, il piano delle performance, distribuite anche le specialità negli ospedali periferici, l'ANAO parla di troppe interferenze, tanto per cambiare politiche. Ci sono dei lavori sul PUT a Treviso, il traffico risulta bloccato, fate attenzione, rapinano un sedicenne, 3 ragazzi finiscono in manette a Breda di Piave, a Vittorio Veneto sindaco leghista intitola una via al capo partigiano Bitto Pagnoca e poi le sorgenti in secca, marcato smentito dallo storico studi, gli si dice il Sile nasce a Vedelago. Le due notizie sportive chiudono la prima pagina della Tribuna di Treviso richiamando poi l'ampliamento della notizia alle pagine interne. Si parla di un Tenni ingombro di rifiuti, Treviso giocherà in campo neutro perché non ce la fanno a pulirlo e a renderlo accessibile, mentre per il volley Limoco volley femminile al mondiale per club in Cina. Ieri è stato ufficializzato che Limoco sarà in Cina per il mondiale dal 3 all'8 di dicembre prossimo. Ecco, queste quindi nel nostro intendimento la veloce rassegna stampa con i principali titoli dei quotidiani. Come vi dicevo, la Tarantola, come abbiamo voluto chiamarci, andrà a tarantolare sulle cronache locali soprattutto, no? E soprattutto quelle di nostra competenza, cioè quelle del nostro territorio dove Veneto Globe lavora e si trova ogni giorno per giorno con la propria e la nostra realtà. Vi ricordo, scriveteci pure a info@venetoglobe.com se volete
rispondere a quello che dirò, a quello che saranno i commenti che farò, e se non siete d'accordo fatelo lo stesso, se invece siete d'accordo benissimo. Info, ripeto, @venetoglobe.com. Allora, la tarantola di oggi è scelta sulla pagina coneglianese, che possiamo vedere, Enzo, eccola qui. Allora, torniamo a parlare, perché quando dico torniamo sono anni che si parla del biscione, e qualcuno dirà, e anch'io, si parla e non è stato fatto nulla o poco, perché ci risiamo, dice il titolo, vedete, i nuovi bivacchi, sono stati divelti pannelli in legno che impedivano l'accesso all'ex agenzia immobiliare, dentro c'erano bottiglie vuote e bicchieri, continuano i controlli e si attende l'arrivo dell'associazione Carabinieri. Intanto il comune punta sulla videosorveglianza, ma dico io, da quanti anni è che il comune punta sulla videosorveglianza e dice di voler fare questa videosorveglianza? Il Biscione è in effetti già videosorvegliato con telecamere girevoli, ci confermano dal comandante della polizia locale Claudio Mallamace. L'unica cosa è che il progetto interdisciplinare con il quale il comune partecipa al bando riguarda più da vicino i negozi, ma abbiamo inserito, continua il comandante, anche la videosorveglianza perché riteniamo che la sicurezza sia funzionale anche alle attività commerciali. La cosa che aggiungo io è che bisogna anche rivitalizzare e vitalizzare questa zona, questo Biscione che da anni langue lì. Non lo so se lo sapete, ma è una delle piazze coperte, una delle uniche piazze coperte che esiste in Europa, che esistono in Europa, quindi abbiamo questa fortuna anche e soprattutto per le manifestazioni da fare. Vi cito solo che anni fa l'emittente radiofonica Radio Conegliano, il sottoscritto e Nicla Zaccaria chiesero al comune di organizzare per esempio la pista del ghiaccio, la pista per il pattinaggio, e si parla di 10 o 15 anni fa. Non vi dico cosa ci venne risposto, tutto possibile, poi invece la pista di ghiaccio andiamo a farla in Piazza Cima, rovinando una delle più belle piazze che possiamo vantare e che può vantare l'Italia stessa, no? Qui c'è una piazza coperta dove le manifestazioni che si svolgono all'aperto sarebbero coperte, scusate il gioco di parole, sarebbero tranquillamente fattibili anche con brutto tempo. Non capisco perché non si insista sul Biscione, perché bello il mercato degli agricoltori, o il mercato che si tiene al sabato, bello, e non c'è mai stato nessuna confusione, mai stato nessun problema. Chiaro che molte volte era stato chiesto per il comune e per il Biscione la presenza di guardie, la presenza dei carabinieri o quantomeno dei vigili urbani di pattuglia. È stato sempre risposto che non era possibile perché insomma non si può spaventare la gente, insomma, però queste cose che vedete, ritorniamo sulla pagina qui dove titola bene il Gazzettino, perché dice ci risiamo, perché ripeto sono anni che parliamo di queste cose e di questo Biscione, di questa iniziativa e di questi negozi che ci sono. Non si possono dare delle licenze a dei negozi e lasciarli lì abbandonati, perché l'amministrazione comunale o chi per essa, gli organizzatori, quando c'è da organizzare qualcosa tralasciano sempre il Biscione, tralasciano sempre questa parte con la scusa che dicono è fuori dal centro cittadino. Basterebbe anche un bus navetta che fa il giro per portare queste persone. Le idee ci sono, poi basta magari venire interpellati e magari parlare con gente locale, non servono le organizzazioni e le persone che vengono da fuori, no? Però si sa, insomma, in Conegliano e non soltanto a Conegliano, tutto quello che si fa fuori della propria città è più bello e tutti sono più bravi. Questo, ecco, speriamo di aver portato in evidenza ancora una volta la situazione del Biscione. Ci risiamo, titola così il Gazzettino, nuovi bivacchi, noi non vorremmo più vederne di queste distruzioni, di questi bivacchi all'interno del Biscione, però bisogna fare qualcosa per combattere questo e le cose da fare ci sono. Basta
basta volere. Lasciamo il Biscione e ci spostiamo sulla tribuna, sempre per l'altro argomento della nostra tarantola odierna che comincia quest'oggi. Ricordo, siete d'accordo, non siete d'accordo? Scrivetelo, fatelo capire a info@venetoglobe.com. Vi risponderemo e naturalmente citeremo quelli che saranno con noi su questi spazi della tarantola. E allora la tarantola sulla tribuna invece va a trovare un altro caso di tipo Biscione, insomma tipo queste attività lasciate a se stesse o quantomeno lasciate in determinate ore, perché qui ci si affida proprio a questo. Il titolo dice Movida molesta, e quando si parla di movida coneglianese già ho parecchi dubbi, no? E poi i due punti spiegano che la movida coneglianese è fatta di alcol, di sporco e di schiamazzi in via 20 settembre, che è un ostaggio, che è diventata ostaggio di bande di giovani fino alle 5 di notte. Bottiglie all'ingresso del Duomo, sale la protesta. E ti credo, perché se una volta si protestava o protestavano, i coneglianesi hanno sempre protestato su tutto, no? Mi ricordo che anche quando la Dama Castellana andava in piazza, molte persone protestavano perché non era possibile avere i rumori e sentire, quando la cosa si fa una volta all'anno, insomma, si può anche sopportare. Adesso si pensava di aver risolto la questione di rivitalizzare la nostra città dando la possibilità di aprire tutti i bar immaginabili e possibili. Avete mai provato a contare quanti bar ci sono e quante attività di bar? Adesso mi prenderò tutti gli insulti degli amici baristi, però quanti ce ne sono in via 20 settembre? A cosa sono serviti? Secondo me a poco o nulla, a questo alcol, sporco e schiamazzi, perché i bar ti fanno la movida dalle, vogliamo dire, 5 e mezza, 6, 7 e mezza, 8, 9 forse, e poi di nuovo il silenzio più totale in questa bellissima via 20 settembre. Sì, bisogna aprire dei bar, però bisognerebbe aprire anche dei ristorantini, bisognerebbe aprire anche delle trattorie particolari, tipiche, bisognerebbe aprire anche dei bar, delle osterie alla trevigiana, cosa che invece abbiamo cancellato e perso perché, se ben ricordo a memoria, così facendo il percorso di via 20 settembre, osterie trevigiane ne vedo molto poche, ne vedo tante invece con il boom boom classico di impianti hi-fi e impianti sparati a 1000 per richiamare quei 4 della movida che poi alle 5 di notte ti lasciano le bottiglie all'ingresso del Duomo senza rispetto e ti lasciano sporco dappertutto. Sale la protesta e ci credo che sale la protesta. La Giunta, per quanto riguarda il centro storico, parla di 250.000 euro, è una somma messa a bilancio per sistemare il porfido nel centro storico cittadino. Quante volte l'abbiamo cambiato sto porfido cittadino in via 20 settembre? L'investimento è stato previsto a bilancio per il prossimo triennio per rifare completamente la pavimentazione tra via 20 settembre e via Beato Ongaro. L'ultimo intervento del genere, ecco mi rispondo, era stato realizzato negli anni 80. Vabbè, quindi insomma 250.000 euro per sistemare il tutto, speriamo siano appunto una soluzione ok, una soluzione giusta. Ecco, questa è la tarantolata di oggi, insomma, e ci siamo anche un po' infervorati perché certe cose non ci piacciono, e questo che vorremmo portare in evidenza nel nostro spazio di tarantola, che adesso diventa, nella parte conclusiva, nuovamente rassegna stampa per i colori della Gazzetta dello Sport che inquadriamo, eccoli qua. Allora, ultimo sprint, poker al Lecce dell'Inter che vince 4-0 con il Lecce, segna anche Lukaku e ci mancherebbe, poi CR7 che vuole tutto, Ronaldo punta al premio UEFA e Napoli, Giorgina dice è dura stare con lui ma... Vabbè, è dura stare con CR7, vengono un po' di battute, ma lasciamo stare. Mihajlovic, la cosa bella della domenica appena passata è stato Mihajlovic, che è già in ospedale ritornato, e Mihajlovic tornerà in panchina. Potrebbe accadere già venerdì, il medico dice lui è un paziente esemplare.
Chiudo con le nostre cronache sportive. Vi dicevo del mondiale per club per l'Imoco, che è stato ufficializzato dal 3 all'8 dicembre. Oggi nei nostri spazi sportivi daremo spazio alle Panterine che hanno inaugurato la stagione, sono soltanto in 3 ma gli allenamenti si fanno lo stesso. Questa sera, rimani ancora sulla pagina, questa sera a Treviso inaugurazione ufficiale, presentazione ufficiale del Treviso Calcio, che deve fare i conti con la sconfitta di Vazzola alla prima partita che conta di Coppa, perde 2-1, vedremo questa sera di sentire il tecnico Feltrin. E mi pare che questo sia tutto, insomma, per quanto riguardava lo sport e per quanto riguardava le nostre notizie. Allora, se vi piace il nuovo formato della rassegna stampa con la Tarantola unita e unificata, beh, fatecelo sapere, info@venetoglobe.com. Noi ci risentiamo domani, saremo ancora più tarantolati? Beh, vedremo. Buona giornata.